Sono state investite queste due persone? Ha visto, ha sentito? No, non ho visto niente. Ma non ha sentito, sono delle ambulanze, le sirene? Sì, l'ambulanza sì. Luna, esco dalla porta di casa e sento urla, ma urla forti, veramente forti. Mi ha svegliato mia moglie dicendo che avevo sentito un botto. Io stavo dormendo, è stata una botta e basta. E la macchina era in giardino. Lì c'era tutta due chiazze di sangue, un paio di scarpe appoggiate là con un pacchetto e ho detto ma chi era? No? Dice era un tunisino che è stato investito. Vere e proprie pozzanghere di sangue, i segni dell'investimento della notte appena trascorsa tra l'1 e le 2 del mattino tra le vie Pasubio e Montello, laterali di via Piave. E giallo a Mestre, un moldavo di 40 anni a bordo del suo SUV, pare condotto a tutta velocità, ha prima travolto i due uomini che sostavano sotto casa, un 43enne di Santa Maria di Sala che ora sta lottando per la vita in terapia intensiva all'Angelo. C'era l'uomo per terra con la testa aperta, tutto aperto, mani, piedi rotti, completamente gonfio e con spasmi grossi. Ed un 45enne tunisino ferito ma non in modo grave. Chiamo la polizia, arrivo qua e c'era un gruppo di tossicodipendenti, uno di loro per terra. Poi, per causa in corso di accertamento, e sembra dopo essere passato con l'auto sopra il corpo di uno dei due feriti, rimasto a terra agonizzante, ha letteralmente dilaniato in tanti pezzi il muretto in cemento armato del palazzo accanto, entrando nel giardino privato e finendo la pazza corsa contro il muro della palazzina, lasciandone ben incisa l'impronta del muso del fuoristrada. Dicevano che l'uomo le aveva investito ripetutamente, andata e ritorno. Secondo invece il conducente del SUV denunciato e che a sua volta avrebbe chiamato la polizia, gli si sarebbe inceppato il piede sull'acceleratore, sostenendo di aver cercato in extremis di evitare l'impatto con una manovra repentina, ma di non esservi riuscito. Per i testimoni presenti al fatto si sarebbe trattato invece di un tentato duplice omicidio. Non si esclude per un regolamento di conti o perché il conducente del SUV sarebbe stato infastidito dal trambusto creato dai tossicodipendenti. Per la Questura di Venezia al momento non sarebbero emersi elementi che ritengano volontarie le condotte, così nel comunicato stampa.